poi consentitemi, lo chiudiamo con una cosa meno drammatica, meno importante, però credo che sia altrettanto significativa per dare un imprinting nuovo, un'impronta nuova alla nostra città. Abbiamo sta fiera, sta sagra, che è diventata una cosa impresentabile. Angelo, cioè, io mi ricordo qualche anno fa il nostro ex sindaco chiese un apporto finanziario al ministero dove ero impiegato all'epoca e glielo demmo, ricordo qualcosa, 20-30 mila euro, e chiedo scusa alle signore se gli sono sputtanati i fuochi artificiali. Cioè, questo a proposito della capacità di hanno sparato un po' di fuochi artificiali qua dietro e con quello fine della cosa. Per il resto, sta fiera delle oche, sta saga delle oche degli stivali è diventata ormai, c'è un odore di maiale bruciato. Cioè, noi vorremmo della carne buona come quella dell'amico Furlani di una volta, ma no, sta carne di porco bruciato, questo odore di porco bruciato in giro per la nostra città. Ma che cosa c'entra con Portogallo sta roba? Odore di cauti. I prodotti della Calabria, con tutto rispetto per gli amici calabresi che abitano a Portogallo, cioè, dovrebbe essere un'occasione per comunicare anche la capacità e le tradizioni del nostro territorio, dovrebbe essere un'occasione per comunicare le capacità artigianali del nostro territorio, per comunicare le capacità recettive del nostro territorio, per comunicare la portoguaresità, non per fare un Luna Park improbabile, riuscito male, puzzolente. Questo purtroppo è quello che ha saputo fare la sinistra a Portogallo in questi anni. Quindi voltiamo pagina anche su questo, signor Sindaco.